Nontiplicazioni di Stephanie Blake. Stamattina il maestro dice: interrogazione sulle tabelline. Il maestro interroga Ferdinando, che prende 10. Il maestro interroga Lulù, che prende 10. Il maestro interroga Mamadou, che prende 10. Tocca a Simone. Quando il maestro gli chiede: quanto fa 3 per 2? Simone risponde: ma insomma, caro maestro, non conosci le tabelline. 3 per 2 uguale 4. Lo sanno tutti. Allora tutta la classe scoppia a ridere. Ferdinando lo prende in giro e gli dice: Simone è una schiappa, Simone non sa fare le moltiplicazioni. Durante l'intervallo Ferdinando non vuole giocare a biglie con Simone e gli dice: se non sai contare, tornatene all'asilo. All'uscita di scuola, quando il papà gli chiede: che cosa hai fatto oggi? Simone rispose: niente, la scuola non serve a un bel niente. A merenda, quando la mamma chiede: che compiti hai per domani? Simone risponde: caccole di coniglio. Caccole di coniglio, ripete Gaspare, il fratellino di Simone. E quando papà gli dice: Simone, smettila di fare lo scontroso, lui rispose: questa merenda è cattivissima. Allora la mamma lo manda in camera e gli dice: quando ti sarai calmato, potrai finire la tua merenda. Simone dà un calcio al letto, un calcio al cestino, un calcio alle costruzioni. Simone è arrabbiatissimo. E quando la mamma entra in camera e lo prende in braccio, Simone le sussurra piano piano: non riesco a capire le moltiplicazioni. Simone, le tabelline sono come una recita, bisogna solo impararle a memoria, non devi farti troppe domande. Allora Simone si mette al lavoro. Legge e rilegge la tabellina del 3, ma non riesce a impararla a memoria. Detesto le nontiplicazioni. Notificatoni, ripete anche Gaspare. Durante la notte Simone non riesce a dormire. Gli sembra di impazzire, vede numeri dappertutto. Ma ad un tratto Simone ha un'idea mega giga top idea. Prende il suo sacchetto di biglie, fa 3 mucchietti con 2 biglie e comincia a riflettere. 3 volte, Simone corruga la fronte e riflette ancora. Allora, 2 biglie, 1, 2, più 2 biglie, 3, 4, più 2 biglie, 5, 6. Ma certo! 2 più 2 più 2 uguale 6! 3 per 2 uguale 6! Troppo facile! Simone non chiude occhio per tutta la notte. Impara a memoria le tabelline dell'1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, dell'8, del 9 e il giorno dopo Simone è molto stanco. All'intervallo Ferdinando, Mamadou, Sasha e Alberto si mettono a giocare con le biglie. Simone va da Ferdinando e gli dice: scommetto che conto più veloce di te. Vedremo, sono io il più bravo, risponde Ferdinando. Alberto mischia le biglie e forma 2 mucchietti distinti. Ce ne sono veramente tantissime. Mamadou dà il via. Pronti, partenza, via! Ferdinando conta molto velocemente il suo mucchietto con le dita. 1, 2, 3, 4, 5. Simone forma 9 mucchietti da 9 biglie. Poi riflette un momento e dice: se ho 9 mucchietti da 9 biglie, allora 9 per 9 è 81. Ho 81 biglie! Ho vinto! Quando Ferdinando gli chiede stupefatto: ma come hai fatto a contare così velocemente? Simone gli risponde: se non sai contare come un super coniglio a velocità supersonica, io con te non ci gioco più. Caccola di gallina!